la carenza, la mancanza del ritrovarsi insieme, del socializzare, del fraternizzare. Ebbene, felici di ricominciare di nuovo da capo in questo luogo di fraternità, di socialità, che vuole ridare appunto alla città quel senso di appartenenza di tutti. Questo pozzo questa fontana che sta qui al centro del chiostro, è la fontana del Brigliadore, vuole significare proprio questo. Per tanti secoli è stato il punto di approvvigionamento dell'acqua potabile per la città. Idealmente vorremmo, e noi francescani da sempre, da quando siamo venuti qui in città, quasi 8 secoli, abbiamo sempre cercato di aprirci a tutti e di far conoscere a tutti che è bello stare insieme, perché figli dello stesso Padre. Il chiostro della chiesa di Santa Maria di Betlem a Sassari è la location della 6ª tappa del Festival delle Bellezze, che questa sera rientra nella rassegna Voci per i Candelieri. A esibirsi ci sarà la corale studentesca Città di Sassari e 9 eufonia del maestro Vincenzo Cossu, inoltre il coro Idanò a Monteleone e una performance chitarra e voce di Valeria Secchi. Another failed romance, on and on. Does anybody know what we are living for? Allora, con Laura Useri, assessore alla cultura del comune di Sassari, siamo qui al chiostro appena prima dello spettacolo di questa sera. Allora, lo spettacolo che rientra, il Festival delle Bellezze nelle Voci per i candelieri che sono sapori, colori, ma anche musica. E insomma, partiamo già da stasera con la musica della Faradda? Sì, partiamo già da stasera perché siamo tutti carichi, siamo in attesa di questo grande evento che finalmente ritorna in tutto il suo splendore. Stasera ascolteremo i canti del Festival della Bellezza, la nostra tradizione, la nostra musica, per cui siamo tutti felici di essere qua e di essere da apripista appunto per quello che sarà l'evento dei candelieri che si terrà il 14 di agosto qui a Sassari. Ecco. Nella sua totalità, ecco. Certo, perché era dal 2019 che purtroppo... Dal 2019, il 2019 è stato l'ultimo anno in cui i ceri sono potuti scendere nella loro tradizionale forma che è la Faradda. Quindi è una Sassari che sta aspettando questo grandissimo evento, lo stiamo aspettando tutti. Noi per questa sera ci concentriamo qui al chiostro della chiesa di Santa Maria di Betlem, chiesa simbolo per la Faradda e i candelieri. Grazie mille assessore, buon lavoro. Grazie a voi, buona serata a tutti. Grazie.